Alcuni sedili sono stati danneggiati ed imbrattati, altri letteralmente divelti. Bulli ancora in azione su bus della Moma Vittorio Veneto. Ad essere vandalizzati nel primo pomeriggio di sabato due mezzi sulle linee che dalla città della Vittoria portano a Colle Umberto e Sacile. Un episodio che arriva a pochi giorni di distanza dall'assalto alla biglietteria, dopo che un autista si era rifiutato di far salire a bordo di un mezzo dei ragazzi che, oltre a non avere il biglietto, volevano salire sul bus con un cane senza l'obbligatoria museruola. I Maranza avevano scatenato un vero finimondo, costato una settimana di prognosi ad una dipendente dell'azienda di trasporto. Stavolta ad avere la peggio sono stati gli arredi. Abbiamo avuto dei danni particolari a un autobus della linea Vittorio Veneto Colomberto, ma anche sulla linea Vittorio Veneto Sacile. Diciamo che le persone che fanno questi danni, questi ragazzi che fanno questi danni, sono ben noti e sono di Vittorio Veneto, quindi le forze dell'ordine sono al corrente. Ho già avvisato il comando di Carabinieri di Treviso e quindi sono in contatto anche con le forze dell'ordine che stanno facendo tutto quello che devono fare per garantire l'ordine pubblico. Il bus non è di ultima generazione, quindi non è dotato delle telecamere che invece sono in dotazione in tutti i mezzi più nuovi. Noi stiamo cambiando un po' tutti gli autobus a livello di area provinciale di Treviso e tutti saranno con le telecamere e quindi queste cose qua saranno poi segnalate in maniera veloce. Resta l'amarezza per un danneggiamento della cosa pubblica ad opera dei soliti bulli. Sono soggetti noti e io non so che gusto ci trovano a fare questi danni, che poi sono degli auto a servizio della comunità. Io su queste cose non riesco a capirle proprio, nel senso, se sali in autobus, paghi il biglietto, fai il tuo viaggio, ma perché devi danneggiare un mezzo pubblico che è un mezzo di tutti noi?